Sottoscritto martedì 11 aprile l'accordo quadro tra Confartigianato Imprese Vicenza e Confindustria Vicenza con riferimento al tema delle filiere, in particolare quella meccanica. Si tratta del primo di questo genere in Veneto e darà forma alle già presenti attività e collaborazioni tra le imprese medio-piccole e quelle di grandi dimensioni. Sentiamo il commento del presidente del sistema produzione di Confartigianato Imprese Vicenza, Carlo Pellegrino, e del presidente della sezione meccanica metallurgica ed elettronica di Confindustria Vicenza, Andrea Tovo. Diciamo che questo accordo sancisce quella che è già una realtà di fatto. Quello che vuole fare questo accordo è riconoscerla prima di tutto e potenziarla per tutto ciò che è possibile, viste anche le sfide che stiamo vivendo in questo periodo. I primi passi sicuramente sono quelli riferiti alla situazione attuale della ricerca delle risorse umane, quindi risorse che abbiano competenze, e la parte della formazione e l'accordo con l'ITS faranno sì che questo tipo di problematica dovrà avere comunque, per quanto ci riguarda, una soluzione. C'è un tema di filiera del credito, dove aziende piccole hanno la necessità di attingere a fondi per riuscire a organizzarsi e sviluppare nuove competenze, che sono quelle che dopo servono alla collaborazione con l'industria sicuramente più organizzata. Sicuramente sì, l'Unione Europea mette a disposizione dei fondi che possono essere intercettati sicuramente da filiere anziché da imprese singole, in modo da avere sia importi maggiori, ma anche in modo da strutturare in modo, diciamo, più organizzato e più fruibile per le aziende, sicuramente sempre in un tema di sviluppo aziendale. L'accordo è un accordo storico e rappresenta una presa di coscienza generale, nel senso che il mondo dell'industria vuole guardare con più attenzione e in maniera più organizzata al mondo dell'artigianale, per creare questo connubio, questa sinergia che già in alcuni frangenti c'è, ma la vogliamo rendere strutturata e strutturale. Questo per far sì che le conoscenze e i metodi organizzativi dell'industria vengono trasmessi anche al mondo artigianale e il mondo artigianale ci ripaghi con il suo saper fare le cose, e riuscendo poi ad apprendere anche quello che sono i metodi organizzativi e i requisiti che sono richiesti alle aziende industriali in ambito internazionale. Uno scambio di saperi utile al mondo delle aziende, una sinergia tra piccole, medie e grandi imprese che esiste da tempo, ma che è ora pronta a svilupparsi su diversi fronti. Ce ne parla il responsabile area strategia di impresa e di mercato di Confartigianato Vicenza, Andrea Rossi. Attraverso questo accordo che abbiamo definito insieme ai colleghi di Confindustria cerchiamo quindi come associazione di essere al fianco operativo di queste aziende e di supportarle in questa attività di filiera, potenziandola e cercando soprattutto di fare in modo che queste imprese possano conoscersi in maniera migliore. Sappiamo, infatti, capita spesso che alcune aziende che stanno cercando un particolare tipo di lavorazione o un particolare tipo di semilavorato non sappiano che magari all'interno della provincia di Vicenza questo tipo di attività viene svolta da un'azienda di piccola dimensione, così come ci sono tante imprese piccole che non sanno che potrebbero accedere a committenze nuove e diverse, conoscendo magari quelle che sono le esigenze che queste aziende di più grandi dimensioni stanno cercando. Allo stesso tempo l'accordo prevede una serie di altri ambiti di collaborazione, quali quelli del capitale umano, che sappiamo essere un tema che è assolutamente trasversale, ovvero la ricerca di manodopera più o meno qualificata, il tema sindacale, quindi il tema del dialogo sempre intermediato per i nostri livelli regionali con la Regione del Veneto, soprattutto in una stagione che è particolarmente rilevante perché sta partendo la programmazione Porfesare per i prossimi anni e quindi siamo in una fase in cui ci sarà la pubblicazione di numerosi bandi che andranno chiaramente a vantaggio delle imprese, ed è molto importante per noi che questo tipo di bandi siano scritti tra virgolette nella maniera opportuna e che intercettino effettivamente i bisogni di queste aziende. Poi potremo lavorare sul fronte dell'innovazione, della internazionalizzazione, e quindi ci sono vari ambiti di possibile intervento. Lo strumento che abbiamo ipotizzato per far funzionare questo accordo è quello di un tavolo di regia che è costituito da imprenditori e funzionari e che potrà essere allargato o integrato in funzione delle esigenze specifiche del tema affrontato nelle singole occasioni.
Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.